Buongiorno, oggi è sabato. Oh, non riuscivo a aprire la finestra. Oggi è sabato, c'è il sole. C'ho ancora le labbra colorate dal rossetto dell'Avon. Ecco. Mi sono lavata con tutto e non viene via anche con lo struccante waterproof ho provato. Niente, non viene più via. Devo fare anche una lavatrice oggi. Devo andare a comprare il pane. Però vorrei fare anche una passeggiata, quindi vedo cosa riesco a fare. Intanto devo fare la colazione. No, intanto devo sistemare i gatti. Prima di tutto, poi viene la colazione per me. Vi ringrazio per i complimenti per l'ultimo weekly, cioè che è uscito ieri. Vi ringrazio tantissimo perché ho già letto i commenti. Mi sono alzata tardi, sono quasi le 9 perché io ogni mattina, prima di alzarmi, guardo video su YouTube e quindi mi alzo sempre tardissimo, però in realtà mi sveglio presto, ma... Sta piantando le patate. Che lavoraccio. Ok, adesso sistemo il tutto. Lascio un po' aperto che passi aria. Adesso metto via gli asciugamani. Sono quelli della doccia e ogni sera li mettiamo qui sullo stendino che si asciughino. D'estate li mettiamo di fuori, ma per il resto delle stagioni bisogna metterli in casa. Adesso vado a fare una lavatrice e faccio una lavatrice con... Ah, devo anche fare l'anteprima del weekly, giusto. Devo fare una lavatrice con la roba che avevo in macchina, cioè la tovaglia che uso d'inverno per coprire il vetro per quando fa ghiaccio. Poi avevo un asciugamano, la tela e dovrei togliere anche la tela, quella del sedile dietro e buttarla perché quelle dei sedili davanti le ho già buttate. Ma vabbè. E quindi ho diverse cose. No, questo non è da lavare insieme. Ah, ho anche il tappeto della cucina da lavare perché ieri sera ho spanto il latte. Io amo le ecodosi, ne ho ancora, guardate, ne ho ancora. Questa è tutta roba che avevo in macchina, a parte 2 tappeti, ma il resto. Ecco. Questo no, perché questo è quello della cucina. Volendo posso lavarci insieme anche questo. Ecco. Fatto! L'ecodose c'è, non so se mettere un po' d'ammorbidente, quasi quasi posso mettere ammorbidente e faccio un lavaggio molto veloce, 40 gradi. Stanno crescendo i fiori, quelle là, quelle sono le tagette. Sì, secondo me si sono alzate le temperature, veramente, cioè fa bel caldo. Volevo lasciare un po' aperto, ma non mi fido, devo far mettere tipo una zanzariera qui sulla finestra, così posso lasciare tutto aperto e i gatti non scappano. Lì devo far mettere una rete o qualcosa, perché così posso tenere tutto aperto. Allora, adesso metto via lo stendino e devo ancora fare colazione, sono le 9:10. Eccomi qua, ho un'allergia veramente forte, vedete bene gli occhi come sono ridotti. Ecco, sono le 4:15 di pomeriggio. Ho veramente l'allergia, si è sfogata fuori oggi perché c'è bel tempo, ci sono tutti i pollini che girano, c'è un po' d'aria e quindi... Infatti prima vedevo volare di tutto, tipo. Allora, oggi non mi sono fatta sentire prima perché penso di collegare questo vlog a domani, perché forse domani andiamo a fare una passeggiata da qualche parte, forse, e quindi io ho lanciato l'idea, poi bisogna vedere se ha voglia lui. Stamattina ho preso un po' di sole, neanche un'oretta dopo pranzo, ho preso sole mentre sistemavo il poggiolo, cioè ero in costume, sotto ho il costume quello nero, sono stata in costume e ho sistemato il poggiolo, ho pulito un po' e adesso vi faccio vedere che cosa ho cambiato questa volta. Qui ho messo il tavolino perché sto aspettando di poter mettere la panca qui e al momento non ci sta. Quindi ho tolto tutta la legna e l'ho sistemata così.
qui ho chiuso qui la fila e qui ho aggiunto una fila di legna e niente, ho sistemato così. Quindi questa è ancora da buttare, cioè questa è da tenere, le altre due sono da buttare, devo ancora fare questo lavoro. E niente, poi qua c'è Pepe che ha caldo, perché oggi c'è veramente caldo, e Panna anche. Qui ho messo lo sgabellino, poi la panca l'ho spostata in là e niente, l'ho spostata in qua, e lì ho messo l'altro sgabello con il cuscino perché ai gatti piace andare lì e magari mi metto anche io, quindi niente, questa è la sistemazione nuova. Poi ho lavato la scopa e questo affare qui e la scopa perché era sporchissima, vero Panna? Ho caldo la mia pantera. Ecco, quindi questa è la nuova sistemazione, non è granché, però insomma al momento posso fare solo così, finché c'è la legna lì non posso fare altro. Qua sotto c'è il piccolino, lui non esce, ha fatto la caccia alle mosche fino a prima, adesso dovrei fare entrare i gatti per andare via, ma non è che abbiano molta voglia, mi sa. Poi, no, poi perché non ho sistemato solo il poggiolo, ho anche tirato su tutta la roba stesa e l'ho piegata e l'ho già messa via in armadio, non ho niente fuori, cioè veramente oggi mi sento super produttiva. Il problema è che non tutti i giorni sono così, io vorrei che tutti i giorni fossero così. Sta allergia veramente non ci voleva. Vabbè, e prima ero peggio, poi ho sempre il naso che cola, quindi è per forza allergia. Sono già le 6:15, io sono a casa, ho messo i fiori, visto che ero su a casa mi sono presa i fiori e niente, c'ho anche quello di là. Basta, ho tolto i vasetti con le piantine perché Panna era andata a mangiarmi il ravanello e me l'ha buttato per terra, è caduta fuori tutta la terra, eccetera, eccetera. Guarda che colorata. No, qua sembro bianca, però la faccia mi sono colorata abbastanza. E no, anche le gambe. Le piantine le ho messe qua, perché la notte stanno riparate, perché io chiudo gli scuri. E durante il giorno c'è il caldo lì e quindi c'è aria, c'è caldo, stanno bene lì, secondo me. E quella finestra non la apro in genere, perché fa corrente d'aria se apro anche quella, se le apro tutte e tre insieme, quindi apro solo le altre due e quindi i gatti lì non le toccano. Adesso dovrebbe fare un po' più caldo di fuori, a parte lunedì e martedì hanno messo brutto tempo, ho guardato prima le previsioni, purtroppo. Niente, adesso mi faccio una bella doccia e poi preparo la pappa per questa sera. Buongiorno, oggi è domenica e mi sto bevendo il mio power cocktail. Ho messo un po' più acqua di quello che ci dovrebbe essere, ma insomma. E il mio amoroso taglia l'erba, quindi sentite il rumore, è lui. Il piccolino ha paura di questi rumoracci. Vero amore? Ok. Ho lavato i piatti, finalmente, ho pulito di fuori il tavolino, eccetera, perché c'è veramente tanto polline. È in ritardissimo quest'anno questo polline. Adesso mi mangio una banana, se riesco a staccarla dal... Mangio una banana e devo fare il letto e poi vado su a casa dei miei che controllo i gatti. E boh, ecco, cioè ha già tagliato. Mi sto preparando per prendere il sole, mi sono già preparata allo sdraio e non c'è neanche un gatto, sì, c'è solo Silvestrino e prima c'era Fufi e basta, non ci sono neanche gatti oggi perché fa caldo, allora stanno nascosti. Adesso mi metto la crema e eccolo Silvestrino. Amore! Niente, non ci sono gatti, sono andata a controllare. Va bene, mi svesto e mi appollaio al sole. Sono a casa, è quasi l'una, -10 e sono in ritardo sinceramente a far da mangiare. Sto preparando gli spaghetti con il sugo di pesce, che di solito sì, la domenica si fa questo. Ho la faccia rossissima, il collo a me non si colora, cioè rimane bianco, io non ho capito. Vabbè, insomma, sto preparando il sughetto, eccolo qua. Lì ho gli spaghetti. Ciao piccolino! Ai gatti piace la nuova sistemazione in poggiolo.
piace molto stare sul tavolino e poi sul davanzale della finestra. Vedo piccolo? Non so cosa vuole questo. Piccolino? Cosa c'è? Piccolino. Piccolino. Sono le 6 di sera, di mattina no di certo, e stiamo andando al laghetto delle Tose, siamo a Calalzo, a Lagole, e stiamo camminando su questo sentiero sterrato. E io ho già il fiatone perché sapete, non sono abituata. Vabbè, andiamo. Beccato, faceva finta di non esserci e invece c'è. Ecco, il laghetto delle Tose era quello laggiù, solo che ci sono troppi ragazzi, troppo, non posso fare video, insomma, c'è troppa gente ancora. E quindi niente, pazienza, andate su internet a cercarlo. E qui perché appunto qui ci sono le sorgenti, se vi interessa mettete in pausa così vi leggete tutto. E niente. Quindi si raccomanda di bere l'acqua direttamente alla fonte in quanto il contatto con l'anidride carbonica dell'aria potrebbe far precipitare calcio e ferro. Ah, per scopi digestivi, ok. E infatti qui c'è una sorgente. Che bello! Quest'acqua, cioè l'acqua, il fondo di questo piccolo laghetto è nero morte, cioè brutto brutto. Qui c'è l'acqua, qui c'è il ponticello rotto. Quindi sì, quest'acqua è curativa, infatti c'è una fontana dove si può bere e dicono di non portarsela a casa nella bottiglia perché perde le proprietà, quindi bisogna berla direttamente qui. Ah, e deve essere qua, da qualche parte. Eccola qua, la fontana della salute. Questa era mezza vuota, poverina. Adesso devo berla quest'acqua assolutamente. Sono allagata tipo. Dai, siamo arrivati di nuovo qui, abbiamo fatto il giro tondo, che prima eravamo di là. Sì, vabbè, questa l'abbiamo già vista, mi stava indicando la cartina. Questa ve l'ho già fatta vedere all'inizio, che se vi interessa, insomma, almeno leggete qualcosa. No, ecco,
quello lì è il laghetto delle Tose, però ci sono troppi ragazzi là via, quindi non vado a riprendere da lì. Comunque si vede abbastanza. Sì, ecco, l'acqua scende e forma questo laghetto, si può anche fare il bagno. E di qua incontriamo il lago di Calalzo, ma adesso andiamo a vederlo, Andiamo giù. E c'è il laghetto. L'hanno messo a posto. Dai che l'hanno anche messo a posto, adesso andiamo giù a fare video. Che bello. Buttati adesso, no? Anche se è pulita. Guarda, guarda i girini, guarda i girini, guarda i girini. Guarda i girini, guarda i girini, guarda i girini. Guarda, guarda. Guarda tutti i girini. Carini. Loro sono felici. Ma non mi riprendere da troppo vicino. Mi fa senso. Guarda quanti che ce ne sono. Ma qua si pesca anche, vero? Sì, è attaccato, pirla. Praticamente questa è la veste, il mantello, l'elmo, lo scudo e la lancia. Il mio scopo al momento è arrivare lì in mezzo. C'è una lingua di terra che va dentro al laghetto, quindi io devo andare lì. E quindi gli ho fatto fare tutto il giro del laghetto. Invece che scegliere la via più corta, io ho scelto quella più lunga, come sempre. Rieccomi, sono le 9, 9 qualcosa, sono appena uscita dal bagno, ho fatto la doccia, mi sono ustionata tutta la schiena e le braccia, quindi devo andarmi a comprare il burro di karité dei provenzali, che è l'unico che mi fa andare via le scottature del sole, e quindi, ma me le fa andare via in pochissimo tempo, quindi devo andare a comprarlo. Però non so se c'è qua vicino, forse a Cortina ce l'hanno in cooperativa, se no c'è solo a Belluno. Non posso andare fino a Belluno e mi serve subito, quindi domani penso di andare a fare un giro fino a Cortina, domani mattina. E niente, siamo tornati a casa alle 7, 7 e mezza eravamo a casa, 7 e un quarto circa. Non mi sono bruciata le gambe, non mi sono bruciata davanti, non mi sono bruciata la faccia, mi sono bruciata dietro. E le braccia. Non lo so. Non lo so, non capisco. Va bene, niente. Vi aspetto sabato per il weekly. Questo era un video non previsto, però so che fa piacere vedere questi video, quindi ho deciso di registrare anche questi 2 giorni. Grazie a tutti, grazie ai nuovi iscritti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!